Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, non posso parlare forte perché è veramente tardi, ma dobbiamo assolutamente rimediare a uno scempio del genere. Portland di vantaggio 2-1 nella serie, non esiste, non esiste. Qualcuno mi ha detto di cominciare dall'inizio, ma all'inizio solo nelle finali NBA, perché questa è la legge comendiana, scusate ragazzi. Allora, certo, vabbè. Vai. Non è che poi abbiamo molto appello, eh. Bisogna vincere, punto. Nel quarto quarto però stiamo più attenti, 89, 78, 91, 80. La stiamo gestendo, Beppe. Dobbiamo portarla a casa a Portland, Calma ragazzi, relax. Che è nostra, perfetto, godo. Seattle intanto è nelle finali, 4-0 contro i Knicks. Contro i Kings, scusate. Dall'altra parte c'è Chicago che crolla con i Bad Boys, proprio devastante, cazzo. Vai. Siamo a Phoenix, dove soffriamo di più, paradossalmente. Attenzione. Ok, andiamo piano. Io avevo un bel vantaggio però, forse un falso allarme, Forse un falso allarme. Dalle finali, no, scusate, ho detto una cazzata, comunque non dalle finali di NBA, ma dalle finali di conference, comincio io. Massacrati, mamma mia. Ragazzi, abbiamo già il match ball, senza intervenire godo. No, vai. Vediamo se vinciamo a Portland. Attenzione, ai ai ai. La stiamo recuperando, ma siamo là. Qua bisogna intervenire, ragazzi. Vai. Dai, per andare in finale ancora di conference. Portland squadra tostissima. E Portland sbaglia. No, ma cosa faccio? Niente. Occhio. Secondo errore di Portland, godo. Ecco, questo deve mettere Hornacek. Niente, non ne mettiamo una da tre, ragazzi. Stiamo sprecando tanto. No? Errori da entrambe le parti. Dumas. Voglio ammazzarli. Bravissimo. E Sir Charles la mette. Bravi ragazzi. Portland sta sbagliando tantissimo, quanto godo. Vai Longley. Kevin Johnson. Hornacek. Bel blocco qua. Boh, finalmente. Bravo Jeff. Bravo Jeff. Siamo vicini alla seconda finale consecutiva di conference. No, dormitissima. Kevin Johnson pochi punti oggi, E subito grandissimi ragazzi. No, ecco, quando dormiamo così mi girano i maroni però,
Bravissimi. Mamma mia, ci staranno tutto di culo però, eh. I tifosi di Portland sono in silenzio adesso, eh. Grande Longley. Luke Longley show. No, cosa fa? Ho sbagliato completamente tutto. No, va a vuoto Barkley. Niente da fare Portland. Ha finito Portland. Vai Jeff. Per chiuderla. E la chiude Hornacek. Più 10 a un minuto, dai. Voliamo in finale, cazzo. Bravissimo Johnson e West la mette. È proprio crollata Portland. Tanto godo, libidina è purissima. Cioè, qua si dorme un po', raga. Vabbè, qua un tiro sicuramente del cazzo, ma siamo abbastanza tranquilli, ragazzi, si vola in finale. Ancora Longley, mamma mia. Ecco, vediamo dei momenti dove la squadra sembra in Chicago del 96, altri momenti invece sembriamo i Vancouver del 96. Hornacek. E Sir Charles l'appoggia. Ragazzi, siamo in finale per il secondo anno consecutivo nelle finali di conference. Bravi ragazzi. Non sento Portland però. Boom, Jeff Hornacek. God. Allora, Barkley chiude 22, 18 5, 15 4, bene. Kevin Johnson un po' sotto, però 18 assist, 18 assist per il buon Kevin. Adesso guardo un attimo una cosa e poi partiamo con le finali. Ok ragazzi, abbiamo tutte le carte in regola per andare in finale. Siamo contro i Seattle Supersonics, che sono i secondi. È stata la sfida, diciamo, di tutto l'anno nella conference, quindi ci sta. No, come simulator, no, Ambry West, ma come simulator, no. Simulo questo su. Ok, quindi Charlotte, Detroit, Phoenix, Seattle. Ok, e qua si comincia. Ok, Detroit vince gara 1. Siamo contro Gary Payton, Ricky Pierce, Derek McKay, Sean Kemp, Michael Cage. Vai. E si parte a Phoenix. Bisogna partire bene, raga. Ho già visto che per il prossimo draft tutti i giocatori più importanti, sia quelli in Hall of Fame che quelli insomma, i giocatori All Star ci sono, quindi poi non li guardo tuttissimi, raga, perché sennò diventa un disastro. Però tutti quelli che contano c'è, e sarà un draft incredibile il prossimo, con Grant Hill, Glenn Robinson e Jason Kidd. Ma adesso pensiamo alle finali. Vai raga. Finali di Western Conference. Boh, si parte. Sarà una partita bellissima. Ecco. Il Los Angeles è un po' sparito dai radar, ovviamente. È finito un po' il ciclo di LA. Bellissimo, bellissimo. Jeff Hornacek. Solo rete.
Thunder Meyerly. Thunder Dan. No. Che aveva fatto, mi sembra, la linea di magliette, di vestiti della Thunder Nade, cos'era? Perché avevo la cassetta di Phoenix Suns On the Rise. Che bella quella cassetta. No. Porca puttana, cosa ha messo. Vai. Facciamo scaldare Charles. E Charles va in lunetta con il tiro libero supplementare. Un mattone però di Charles. Calma. Calma ragazzi. Bisogna vincere la gara 1. Occhio. Cosa ha fatto Sean Kemp? Poi sono scioccato. Ha zittito la Sun Arena. No, zio Khan. Bravissimi, dai. Kevin Johnson. Mai, subito Hornacek. Boom. Sono tornato da 3, cazzo. No, da 2. Ah no, che era 3. Mamma mia, Peyton Camp però. Mamma mia, Peyton Camp. Bravissimi. Ottimo. Sarà durissimo ragazzi, sono le finali, sono le finali, fioi. Raddoppio sbagliato. Sì. Infatti Sean Kemp sta mettendo qualsiasi cosa. Bravo, dai. La difesa di Seattle non sembra incredibile ed è strano. Con Gary Payton. The Globe. Mamma mia. Partita leggermente combattuta, signori. Ma passa facile anche Johnson, però. Le squadre si rispettano, cazzo. Ma non che. Però fanno che. Oh! Fallo che potevamo evitare, cazzo. Attenzione a Gary. Attenzione al piccolo Gary. Oh, finalmente ne sbaglia uno Kemp, ma da riprendere. Incredibile. Non sempre mi va bene lo schema. Entra e spacca tutto. Eccolo qua, bravissimo. Ragazzi, KJ in questo momento non deve fare assist ma punti. Mamma mia, che partita, ragazzi. Fino al quinto minuto però andiamo, No. Bravo Longley. Jeff Hornacek. E anche Hornacek. Vaffancuore. Devo stare un po' attento coi falli, raga. Vabbè, ci sta.
Primo libero a segno. Anche il secondo. Ecco, io non sopporto sto bug. No, sto bug è inaccettabile però. Vabbè, Oliver. Entra il buon Oliver. Giovane promessa. Ma se per un bug adesso devo rischiare. Miley. Lo sbaglia purtroppo. Oh, finalmente sa sbagliare anche Seattle, per fortuna. Jeff. Longley la prende? No. Un po' di errori adesso. Anzi, infermabile però Sean Kemp, zio Ken, dai. Oliver. E Oliver sbaglia. Oliver Twist sbaglia. Troppi falli sto facendo, la sento troppo sta gara 1. Primo libero osceno di Peyton. Anche il secondo, mamma mia, sono tese le squadre comunque. Hornacek, solo rete. Poi Hornacek è proprio la bandiera di Phoenix, cazzo. E Barkley la ruba. Contesa, bravo Charles però. Guarda che... guarda! E prendiamo anche la contesa. Oliver Hornacek. Barkley. La sputa, la sputa. Bravo Charles, dai. Solo rete? No, non è vero. Bravo Charles. Attenzione. Mamma mia ragazzi, grandi percentuali per entrambe le squadre, stiamo giocando bene ma non sembra neanche vero di punteggi così alti già dopo pochi minuti. Hornacek, solo rete! E ci salutiamo così. Simulazione, dai. Facciamo una simulazione lenta ovviamente, voglio capire tutto. È in vantaggio Seattle di 1, dai figlio. Siamo là, guardate che partita ragazzi. Piccolo parziale di Seattle, adesso ci vediamo l'ultimo quarto noi, Tenete duro fioi. Teniamo duro. Niente. Seattle ha quel leggero vantaggio, un po', ciao. Stiamo prendendo le mine adesso. Stiamo cercando di recuperare un po', ma li stiamo recuperando. Stiamo recuperando. +1 Seattle. Non ci credo, sbagliano, ma arrivano comunque il tiro.
Ancora Oliver. Secondo me c'è Kevin Johnson. Boh. Bravo Oliver, bravo. Sì, Barkley ha fatto una cosa senza senso. E ancora Oliver. Barkley ti amo, cazzo. Anche veloce sto Oliver, bello da usare. Può diventare un buon giocatore. Mamma mia, West. Non capisce più niente Seattle. Charles. Sir Charles. Mamma mia, che tensione. Un possesso di vantaggio. Un possesso pieno. Pierce. Non metterla. Sì. Bravi ragazzi. Dai che stiamo tornando. Bravissimo Charles. Mamma mia, come stiamo giocando adesso però. Hornacek. Mamma mia. No, è nostra, incredibile. Beh, no, non dovevo scaricarla per Hornacek, zio Ken. No, qua Barkley però dopo tante belle cose farà stronzatona. Calma. E la sbaglia però. Bellissimo, mamma mia, no. Quando giochiamo così però siamo da seghe. Scatenato Oliver. Johnson non c'è, però mettiamo... No, West è stanco. No, aspetta. Facciamo un rischio, però... Qua mettiamo Sprewell, dai. Abbiamo comunque un buon vantaggio. Sta gara 1, guarda che punteggi altissimi. E sbagliano ancora, e Charles altro rimbalzo. Dumas. Sprewell. Hanno paura di Hornacek. E Barkley va. E dovrebbe essere anche double di Charles. No. Gary Payton 6 punti. E qua non una partita indimenticabile di Gary, eh. Guarda come la giriamo bene. Charles. Ah, bruttissimo questo. Cosa ha fatto Charles? Cosa ha preso Charles, signori? Mamma Charles.
Dai che va bene, dai che va bene. Libero andato. Devo stare attenti però, Non è finita, raga. Raddoppio Hornacek. Barkley. Bravissimi. Bravo Neely. Attenti che mancano, non è finita la partita, ragazzi. 6 punti di vantaggio non sono niente. Ti prego, Sprewell. No. Meno male, dai. Ancora time out. Che tensione, Beppe. Siamo a 18 minuti più ultimi 3-4. Però ce la facciamo una partita, anche gara 2 ci facciamo. Mamma mia, per poco Barkley, altro miracolo. Li stiamo raddoppiando tutti i fiori praticamente. Peyton, ciao. È finita, ragazzi. Neely. Vinciamo gara 1, ragazzi, è benissimo anche. Bravi fiori, bravi fiori, bravi fiori. Ok, adesso abbiamo gara 2. Sempre a Phoenix. Vai. Sarebbe fondamentale andare sul 2-0. Palla. Dobbiamo fare come l'inizio di gara 1, se possibile. Seattle alla fine del quarto era distrutta. Peyton vuole cominciare un po' diversa la gara, rispetto a gara 1. Meyerly, bruttissimo. Merda. Palla Seattle. Inizio che non mi sta piacendo. Ok, bravo Meyerly. Non cominciamo coi falli con Johnson, Dio. Errore di Gary, ma ragazzi, Camp è immarcabile. Johnson. Ok, bravo Meyerly. Pierce comunque infortunato, Ancora come gara 1.
Mamma mia, Barkley fa di quelle stoppate, però. Sir Charles, signori. Sir Charles me lo godo leggermente. Solo che so, Seattle all'inizio non ne sbaglia una, partenza a razzo. Hornacek lo vedo molto in forma. Maierle da solo, da casa sua, solo rete. Dan Maierle. Che gioco, ragazzi. Ragazzi, Johnson la ruba. È battibile Seattle, ragazzi. No, che coglionata che ho fatto. Mi devo stare zitto, porca miseria. Gary Payton. Calma. Longley. Luke Longley. Se vogliamo cominciare la dinastia, potrebbe essere l'anno giusto questo senza MJ. Peyton è un po' diverso da gara 1 però, Hornacek è ancora solo rete di Hornacek. Sto riprendendo la mano, E ancora Johnson, ragazzi. Charles. Charles cosa fa? Ok, io direi che possiamo anche andare. Vai. Continuiamo così, ragazzi, andiamo 2-0. La partita è comunque tiratissima, come normale che sia. Il cazzo più. Come al solito terzo quarto facciamo cagare. Terzo quarto disastroso per Phoenix come in gara 1. Aia. Dai che lo recuperiamo adesso. Da 4 di distacco, 6 di distacco. Fiove prego. Ai, stiamo andando sotto. Stiamo andando sotto. Vai. 3 punti di vantaggio per Seattle. Questa roba? Scusa, come capisco io? Questa era visuale. No, ma cioè... No. Cioè, non capisco niente così. Allora, Longley è finito. West. Anche Johnson. Oliver mi è piaciuto, lo proviamo. E Barkley non si tocca. Vai. Hornacek. Barkley. No, Barkley. Che errore di Barkley, questo è pesantino. Dalla Suns Arena, la Suns Arena deve tifare. E va a rimbalzo Seattle. Ai. Dormiamo. Hornacek. Perché non ho più il coso?
Ma cazzo sta succedendo però, Fioi? Vabbè, l'ho persa comunque. Niente, ho toccato qualcosa, non lo so, non avevo neanche più la roba del tiro. Vabbè ragazzi, 1-1, comunque la perdevamo in ogni caso, 1-1 che tra Charlotte e Detroit sarà una serie durissima, raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao!